Dalla Corrasi alla Nurese, dalla Torres al Napoli, poi Parma e la Nazionale. Ora all'Inghilterra, dove oltre che rappresentare il calcio italiano è il nostro miglior biglietto da visita per propagandare l'essere sardi nel Regno Unito. Tra le tante storie di corregionali all'estero, quella di Gianfranco Zola sembra piuttosto la prosecuzione di una favola. Il C'era una volta ad Oliena, neanche tanti anni fa. Vivevo in mezzo alla Corrasi da diversi anni, quindi quando lo vedo giocare, visto giocare, pensate un qualcosa di buono. Ma l'ha sempre incoraggiato in questa sua passione? Certo, ho fatto anche i miei sacrifici. E ripeto, come stavo dicendo, però devo ringraziare anche vivamente la Corrasi di Oliena che quando ha visto qualcosa in Gianfranco l'ha seguito attentamente. Cosa ha in mente per il futuro di suo figlio? Si parla di un grande avvenire. Ma guardi, in questo momento io sono contento di quello che ha fatto, poi mi auguro che vada avanti, poi non è che preveda troppe cose, non bisogna stare con i piedi per terra, quindi non prevedo nessuno, non faccio nessuna previsione. Sua moglie cosa ne pensa? Ma penso che sia dello stesso parere mio, tranquillo, senza problemi. Ma il più acceso tifoso di Gianfranco rimane lei oppure sua moglie? Qualche volta, dipende dalle circostanze. Beh, mi sta mettendo una domanda un po'... a volte la supera, a volte mi supera, ma sono tutti tifosi, insomma, che stanno vicino a Gianfranco. When we're out together dancing cheek to cheek. Già da piccolo aveva buone doti di calciatore, veramente aveva proprio l'intenzione, cioè lui se lo sentiva che proprio poteva sfondare col calcio, infatti ha avuto la fortuna, non dico con la Nuorese, ma soprattutto con la Torres, proprio veramente di dimostrare quello che vale. Molta gente che prima non aveva mai visto al campo e oggi l'ho vista coinvolta anche loro a fare il tifo per la Torres, tutti quanti. E questa è una cosa che mi riempie di grande felicità, insomma, di grande soddisfazione. Ma senz'altro sono cosciente del fatto che sono momenti abbastanza importanti per me, perché si decide un inizio, cioè si prospetta la possibilità di andare avanti e di conseguire ancora maggiori risultati. Però io dico che questa vigilia io in modo tranquillo, perché tanto proprio dicendo in parole semplici, tanto non ho niente da perdere, male che vada, che poi non è un male. Sarei contentissimo anche di restare alla Torres, quindi non ho di questi problemi, sono abbastanza tranquillo, anche perché sono contentissimo di restare a Sassari, una città che veramente merita palcoscenici superiori anche alla C1. Hai cercato di piazzare il tiro o eri sicuro di metterla dentro perché ti trovavi con un varco aperto in una buona posizione? Ma no, io non è che ho cercato di piazzare il tiro, lì mi sono trovato il corridoio giusto, ho cercato il tiro, mi è andata bene, ho trovato il cosiddetto tiro della domenica, come si dice.
Vuoi fare un tiro della domenica ogni domenica? Ma io lo spero, se specialmente mi continuano ad andare bene in questo modo, lo spero per sempre di trovare il tiro della domenica, ma soprattutto che sia il tiro che dia la vittoria alla mia squadra. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love
light on fire. La mia esperienza in Inghilterra è stata fino da finora positiva, sia dal punto di vista professionale che quello della squadra, quindi devo dire che sono molto soddisfatto di questo. Dal punto di vista personale, un po' come vita sociale, mi pare, che hai trovato un'esperienza formidabile, mi pare. Sì, sociale e anche professionale, direi che è stata... Non mi sarei mai aspettato che fosse un'esperienza, che si trattasse di un'esperienza così ricca e positiva, da tutti i punti di vista. Sono molto contento di aver fatto questa scelta 5 anni fa e la rifarei ancora. Hai ritrovato poi nel Chelsea Pasquinucci e Ranieri, quindi mi pare che è una rimpatriata, no? Tenucci, sì, è stato... ci siamo ritrovati dopo tanti anni, è un piacere perché credo che siano delle persone preparate nel loro lavoro, sappiano quello che devono fare. Per me è stato un piacere tanti anni fa lavorare con loro a Napoli e è un piacere adesso. Un allenatore che ti avrebbe voluto nel Cagliari quando aveva iniziato col Cagliari appunto all'Onsicora. Ma sì, però indubbiamente, però allora eravamo avversari. No, so che è un allenatore che mi stima, mi ha sempre stimato e questo sicuramente mi aiuta tantissimo. Nel tuo futuro, non dico calcistico ma di vita, c'è ancora la Sardegna? Indubbiamente, no, la Sardegna è parte della mia vita e lo sarà sempre, quindi sicuramente il mio futuro sarà in Sardegna. Tra l'altro tu in Sardegna hai lasciato, come si dice, una coda con dei testimonial dei prodotti di Arborea. Per me è stato un piacere essere un testimonial del latte Arborea. Ho fatto il testimonial per altre compagnie, per altri prodotti, ma direi che questo è stato particolare proprio perché è un prodotto sardo e ancora di più perché è un prodotto di qualità ed è giusto valorizzare i prodotti di questo genere, quindi sono contento. Tra l'altro la tua immagine appare dappertutto, tra i manifesti, poster, insomma, è veramente una cosa sfruttata al massimo, direi che meritatamente anche. No, indubbiamente loro hanno utilizzato la mia immagine a 360 gradi e va bene, mi auguro che poi questo sia stato un fatto positivo per l'azienda, perché come ho detto prima l'azienda è un'azienda sarda, è un'azienda di valore ed è giusto che cresca. La torre sarà qui, è qui a Poggio Bustone, sarà qui dopo di voi. Che cosa ricordi della Torres di allora? I ricordi della torre sono dei ricordi bellissimi. Abbiamo trascorso 3 anni, sono stati un'escalation di risultati. Il primo anno, un anno particolare in cui noi abbiamo vinto il campionato, lo abbiamo vinto meritatamente. Il secondo è stato il primo anno di C1 dove abbiamo fatto molto bene, siamo arrivati a un passo dalla Coppa Italia. Il terzo abbiamo conseguito la Coppa Italia, siamo arrivati quarti. Quindi i risultati sono stati un crescendo e diciamo che il rapporto che abbiamo instaurato, il gruppo che si era instaurato in quegli anni là era un gruppo straordinario, tant'è vero che tuttora c'è un certo feeling tra tutti i componenti di allora e i dirigenti inclusi. Gianfranco, si è parlato tanto in Italia, almeno sui giornali, di un tuo ritorno calcistico in Italia, è vero o no? Sì, no, si è parlato tanto, c'è stato anche un periodo che la cosa era abbastanza concreta, però alla fine mi sono reso conto che al di là proprio di tutti
di tutti i vantaggi come nucleo familiare che posso avere nello stare in Inghilterra, a Londra, mi sono anche reso conto che il Chelsea è la squadra che più mi voleva, che fortemente mi voleva, più di tutte le altre, quindi alla fine diciamo che è stata una scelta che ho fatto con tanto piacere. E praticamente ha inciso molto i doveri di famiglia, diciamo. Sì, indubbiamente per i miei figli è il massimo, però come ho detto prima, al di là proprio di questo c'è stato proprio come società, come interessamento, il forte interessamento della società ha inciso, cosa che magari dalle altre società in Italia non c'è stata. Che cosa ne pensi del Cagliari, per esempio? Sai che non è andato bene, 2 anni che naviga un po' così in uno stato, io ho considerato confusionale. Che cosa potrebbe mancare questa società? Per me è difficile andare a giudicare, io posso solamente giudicare i risultati sul campo e indubbiamente non sono stati dei risultati di successo, insomma, specialmente l'anno scorso. La squadra era partita molto bene, poi si è persa, non è riuscita a ritrovare magari quella positività che avevano all'inizio. Cosa è dovuto non lo so, indubbiamente comunque qualcosa c'è da fare, chiaramente il Cagliari è una società che merita, gli compete e che compete un campionato di Serie A. Per la tua esperienza io penso che si possa parlare di programmazione sempre, è dovuta la programmazione. Nel calcio è importante, come in tutte le altre cose, essere organizzati e fare le cose in un certo modo, a prescindere dai risultati. I risultati sono una conseguenza di questo, ma anche se qualche volta gli risultati non vengono bisogna sempre mantenere una certa idea, bisogna sempre far andare avanti le cose con criterio. E quindi ecco, questa è una cosa fondamentale. Con questo mi fermo, io non dico che questo sia il caso del Cagliari o no, però ripeto, soprattutto nel calcio di adesso, io ho avuto la fortuna di avere anche questa esperienza inglese in cui le società a livello di organizzazione, di struttura sono indubbiamente ad altissimo livello. Non si lascia niente al caso. E questo a prescindere dai risultati, che la squadra vada bene o la squadra vada male in campo, l'organizzazione, la struttura, la funzionalità del club è sempre la stessa. Poi i risultati dipendono. Io credo che nella Torre si stia verificando questa situazione, una programmazione ponderata. Sì, mi fa piacere perché sono delle persone, ho conosciuto il presidente, molti dirigenti, sono delle persone serie che sanno quello che vogliono, non si lasciano trasportare né dall'entusiasmo né dalla disperazione e fino adesso stanno facendo un lavoro molto molto positivo. Speriamo che poi la società sostenga sempre la squadra, perché chiaramente una realtà come Sassari ha bisogno di avere gente dietro che la segue, che la sostiene. Ritornando un po' a quella tua funzione di testimonial di Arborea, continuerai? No, questo non lo so, il mio contratto è... Al di là del fatto economico, diciamo. Il mio contratto è scaduto, chiaramente io sono stato testimonial per tanti anni, adesso chiaramente magari la società vuole nel campo nelle aziende, è un ciclo continuo, bisogna anche mettere anche dei volti giovani a volte. Non lo so, questo non dipende, non abbiamo parlato di questo e comunque per me rimane sempre una cosa che ho fatto con estremo piacere. Bel connubio Zola Arborea. Per me lo è stato sicuramente. Stanotte mamma ha penteso cantelle o mineste fama
a tenore cundes. A nuises notte sta, oggi manne su golu, si pinge se festa, con un popolo in treu. Sardi nel mondo, una squadra nel cuore, sardi che fanno rumore, sardi nel mondo aspettando un'aurora, tinta di rosso e di stanotte mamma, siamo stati un pare, una sola brama, salsa sardo schiattie, Uno ciaffo alla storia, Babbo cammini la brizia, e solo la vittoria, ara indulcimi la mani. Sardi nel mondo, una squadra nel cuore, sardi che fanno rumore. Four, three, Well done. 7-1-3. one. Yeah, Chappy. Come on, Chappy. Come on, Chappy. 7-0-4. Para Santes. Chappy. 3, 2, 1, go. Yes, Daddy. Come on, John. Come on, John. 7-22. 4, 3, 2, 1. Four, three, 2, 1. One, nice start. Come on, John. John. Come on, John. Ho trovato gente cordiale, alla mano, e penso che mi abbia preso con simpatia. Io penso di risultare simpatico anche a loro, ma forse al tifoso più che simpatico interessa che io sia capace di guidare questa nave rosso-blu. Senti Ranieri, normalmente un giovane trova sempre il primo impatto, è sempre difficile, ma io sono convinto che possa creare anche spogliatoio la tua immagine 37enne. No, io posso essere un loro fratello maggiore, certo, ho una determinata disciplina che mi ha consentito di giocare fino a 35 anni, di vincere 4 campionati tra B e A, per cui i giocatori dovranno perlomeno all'inizio capire che la mia disciplina è leggermente un pochettino diversa da altri allenatori, poi dopo diventeremo buoni amici.
Squadra Ranieri a Rocca Porena, mi pare che sia un ritorno a Rocca Porena. Eh sì, mi sembra che la prima volta siamo venuti qua con il Cagliari nell'88, mi sembra, 87-88, adesso la memoria comincia a vacillare. È il primo anno mio a Cagliari in Serie C, per cui ho ricordi bellissimi di quella squadra, di quei momenti, di quella composizione d'ambiente, di quelle speranze che avevamo tutti quanti noi, che avevano tutti i tifosi del Cagliari. È stata un'escalation formidabile dalla C alla A. Sì, è stata veramente una tappa importante della mia carriera, è stato il lancio veramente grande e devo ringraziare sempre i dirigenti del Cagliari, tutta la città di Cagliari, perché se sono qui è grazie a loro per tutto quello che mi hanno dato in quei 3 anni. Io credo che si possa sposare l'escalation della carriera di Ranieri con un ritorno del Cagliari nel calcio che contava. Ma diciamo che il Cagliari ha vissuto momenti bellissimi nel culminare anche con la vittoria dello scudetto ai tempi di Gigi Riva, per cui c'erano stati poi dopo un lento declino e poi c'erano gli anni difficili della possibile non iscrizione, del retrocedere campionato dopo campionato, per cui c'era stato un leggero disamore, no, da parte un po' di tutte le componenti del calcio isolano. E invece quell'anno sembravamo proprio baciati dalla fortuna, qualsiasi cosa si faceva riusciva bene, avevamo un gruppo stupendo, mi ricordo ogni giovedì andavamo fuori Cagliari a fare delle amichevoli e c'era molta gente che ci incoraggiava, che ci dava proprio la loro passione, il loro calore e io credo che quella squadra nacque proprio coccolata da tutti i tifosi sardi. C'era anche la società. Ma c'era la società che era composta dai fratelli Orru, erano persone molto vicine a noi, erano come un padre di famiglia per noi, qualsiasi problema stavano lì attenti nel cercare di risolverlo. Era un gruppo unito, era veramente, ogni trasferta era una trasferta di tutti quanti noi, proprio ci volevamo bene, è una cosa che non ho più provato in tutta la mia carriera, è una cosa bellissima e credo irripetibile. Vediamo un po' Ranieri in versione inglese, che differenza hai trovato? Ma guarda, io mi reputo una persona fortunata perché ho avuto la gioia, il piacere di allenare in Italia, ho avuto il piacere di allenare in Spagna e adesso sto allenando in Inghilterra. Sono 3 tipi di calcio, 3 tipi di ambiente totalmente diversi. Ormai in Italia il momento più tranquillo sono quei 90 minuti di calcio, perché poi dopo dalla domenica sera fino alla domenica mattina c'è sempre quel tran tran di cercare la notizia, di trovare una notizia, di far notizia, per cui c'è uno stress continuo da parte dei presidenti, degli allenatori, dei giocatori, per cui quei 90 minuti sono gli unici momenti di pace che ha l'ambiente calcistico, per cui questo è molto stressante a livello italiano. In Spagna è una gioia, ci sono molte famiglie che vanno allo stadio, c'è l'arte dello spettacolo, c'è il voler offrire spettacolo alla gente, il calcio è un pochino più lento, le squadre sono un pochino più aperte, pensano più a far gol che non a prenderlo, per cui tutto questo genera un certo tipo di spettacolo che alla gente spagnola piace molto. L'ambiente fuori dal calcio sì, è molto partecipativo perché ci sono per esempio 2 radio spagnole che hanno una 1 milione, l'altra 1,2 milioni di radioascoltatori, ma però da mezzanotte alle 2 di notte. Per cui immaginate che passione, che partecipazione c'è, molte televisioni private, molti giornalisti al seguito, per cui come partecipazione di mass media forse è ancora più forte che in Italia e in Spagna. In Inghilterra è totalmente diverso. Sì, c'è una grande libertà, noi ci vediamo per esempio il giorno della partita, ci vediamo a mezzogiorno allo stadio, facciamo un po' di stretching, mangiamo insieme e poi dopo si gioca. Anche lì è un'altra cultura, le famiglie vengono allo stadio dalle 10, dalle 11 della mattina, gli stadi hanno dei ristoranti, dei pub, c'è anche la discoteca la sera sotto allo stadio, per cui è un ambiente proprio familiare, un ambiente dove tutti i tifosi del Chelsea si ritrovano, ma questi del Chelsea così come a Manchester, così come in tutte le parti in Inghilterra. Il bello è che c'è molto rispetto tra gli avversari, tra i tifosi avversari. Arrivano tutti o in metropolitana con gli autobus allo stadio, con i loro cori, tutti allineati, tranquilli, cioè
gli hooligans che abbiamo conosciuto anche a Cagliari quando ci fu il mondiale, evidentemente negli anni successivi la Thatcher mise un pochino le cose a posto. Se vi ricordate, chiuse le frontiere per 5 anni, le squadre inglesi non giocarono più in Europa e da quel momento in poi mise le cose un po' a posto. Adesso chi sgarra in Inghilterra paga, va dentro e ci resta, insomma, per cui i tifosi stanno attenti, sono corretti, per cui fanno del tifo ma lì finisce, non ci sono divisioni di barriere, di gabbie tra una linea di tifosi e gli altri, per cui tutto questo mi sembra molto più civile, mi sembra che ci sia molto più rispetto verso il prossimo. Ecco, questo dal punto di vista ambientale. Dal punto di vista tecnico, che differenze ci sono? Ma il calcio italiano, lo sappiamo, è molto tattico, è molto difficile far gol perché tutte le squadre cercano di non prendere gol e poi cercano di far gol, per cui c'è molto tatticismo, c'è molta velocità, per cui quando le squadre sono molto tattiche, giocano in una tattica molto ristretta, lo spettacolo all'inizio poteva piacere, no? Vedere una squadra che si muoveva molto bene, tutte le linee della difesa, del centrocampo, tutte corrette, ma poi dopo ci siamo forse un pochino stancati e annoiati, i tifosi forse si sono annoiati di vedere quelle squadre tutte ben messe in campo, sembrare tanti piccoli soldatini. La gente ha bisogno anche del colpo di fantasia, del colpo della giocata, del giocatore che faccia la differenza. In Spagna c'è molto di questo, ci sono fior di campioni che proprio perché ci sono molti spazi possono dire la loro con molto più partecipazione, perché avendo appunto più spazio hanno il tempo. Facile il numero anche. Più facile il numero, certo, perché non c'è subito quel raddoppio di marcatura che c'è in Italia, per cui ecco che il campione quando prende la palla ha la possibilità ancora, non sempre, ma ancora c'ha alcune volte la possibilità di guardare e di fare la giocata. Noi sappiamo benissimo che in Italia, prima ancora che arrivi la palla, il campione deve aver già realizzato cosa deve fare. Questa è la Spagna appunto ti ho detto che c'è più senso estetico, più spettacolo, più possesso di palla. In Italia quando una squadra tiene magari fa 10 tocchi, la palla torna indietro, già dice che se ci stiamo addormentando, vogliono un calcio più, e in pratica lo stesso tipo di calcio rapido, veloce lo vogliono gli inglesi, con molte azioni, soltanto che loro è molto più fisico, ci sono degli scontri molto duri, questo anche perché gli arbitri lasciano un pochettino più correre il gioco, no? Per cui ci sono delle entrate da dietro che in Italia sarebbero sanzionate anche alcune volte con il cartellino giallo, e lì invece proprio neanche vengono fischiati, per cui all'inizio chi viene a giocare in Inghilterra ha queste difficoltà. E poi c'è da dire che la palla non sta mai ferma. La palla ogni 5 secondi la trovi dentro l'area di rigore dell'altra squadra, perché proprio ci sono alcune squadre tecniche come il mio Chelsea, come il Manchester, come l'Arsenal, come il Liverpool, come il Leeds, che cercano, no, di fare un determinato tipo di gioco, ma ci sono le altre squadre cosiddette minori che sopperiscono a questo con lunghi passaggi lunghi dalla difesa all'attacco, dove magari il centravanti è alto come minimo 1,90 m, è un armadio, e lì poi ci sta la giocata finale, perché palla lunga, la spizzata e tutti che arrivano su questi secondi palloni, no? Per cui è un calcio fatto sempre di molte mischie, per cui è un calcio affascinante. Queste sono le 3 differenze sostanziali. Io credo che con l'esperienza che hai acquisito alla fine potresti scrivere un libro. Noi potremmo recensirlo. Sarebbe bello, ma non è il mio lavoro, non mi ricordo di molti aneddoti dove magari ho vissuto, no? Perché ho più di 30 anni di esperienza nel mondo del calcio, da quello giocato a quello allenato, ma non sono una persona che ha molti ricordi, che si ricorda, per cui non potrei mai scrivere un libro. Ho il mio libro di ricordi nella mente, in alcuni album, in alcune cassette, ma lì finisce. Senti Claudio, ma la famiglia? La famiglia bene, mia figlia ormai ha 20 anni, va all'università, mia moglie sta bene, per cui mia moglie sta sempre sull'aereo perché va e viene da Londra. Sì, perché per lasciare la ragazza a Roma da sola, insomma, non ci sembra il caso, per cui ecco, mia moglie sta in pratica sempre sull'aereo. Come l'ha assorbita la famiglia questa tua allontananza? Beh, all'inizio, quando il primo anno che andai in Spagna, fu molto dura, perché in pratica con mia moglie e mia figlia abbiamo viaggiato sempre tutti insieme, per cui è stato il primo distacco
dalla famiglia, per cui è stato molto duro. Io venivo spesso, mia moglie veniva spesso e mia figlia in pratica la vedevo soltanto quando venivo a Roma, proprio toccata e fuga, perché poi dopo c'erano di nuovo gli allenamenti. Senti, ipotizzando una fine, o meglio una sospensione della tua attività calcistica, forte di 3 o 4 lingue, cosa farai? Io hai pensato? No, io dico sempre no, fra 3-4 anni smetto, fra 3-4 anni. Però ogni anno lo dico, no? Per cui questi 3-4 anni vanno sempre più a lungo. No, non lo so. È un'esperienza fortissima quella che hai. Sì, no, ti dico, è una cosa eccezionale, non soltanto dal punto di vista calcistico, ma proprio della cultura, dell'uso dei costumi degli altri popoli. Veramente sono contento e dico, ancora una volta mi reputo una persona fortunata perché ho la possibilità di conoscere tante gente. Da giornalista dico che parlare con un allenatore con questo lessico, con questa parlantina, non è facile trovarlo. Ecco perché dico che hai un'esperienza che può darti nell'avvenire. Era nel mio carattere, parlavo tanto anche a Cagliari. Abbiamo avuto anche delle discussioni io e te, perché questo è logico. Certo, ma mi sembra normale, no? Ma l'importante è che ci sia rispetto reciproco. Con questa esperienza alla fine si può anche pensare a qualcos'altro. Per esempio? Tipo manager, io te li vedrei come manager. No, non è un lavoro che mi piace. Pensa che in Inghilterra in pratica il mio lavoro, il lavoro dell'allenatore non è soltanto fine a se stesso nell'allenare la squadra. L'allenatore in Inghilterra adesso piano piano sta anche un po' lì scomparendo, ma in pratica è il manager di ogni squadra, cioè lui ha un budget dal presidente e lui decide dal campo, dagli indumenti, da questo, da quanto dare ai giocatori, da chi comprare, cioè è lui che amministra il budget. In Italia era un vecchio stampo questo. Ma questo non lo so se era un vecchio stampo. Prima di te forse gli allenatori facevano questo. Questo vedi che manager non l'ho tolto via impunemente. Sì, no, soltanto che ecco, io al Chelsea ho la libertà, diciamo che sono ministro senza portafoglio. Hai le chiavi di casa? Sì, io gestisco un po' tutte le cose, però poi sopra di me non c'è subito il presidente, c'è un delegato del presidente che lui organizza per esempio la costruzione dello stadio, la costruzione di nuovi campi di allenamento, ecco, lui gestisce tutto questo e io gestisco tutti gli acquisti, anche se devo avere il benestare da lui fa tutte le trattative e tutto questo. Guarda, torniamo in Italia un momentino, il calcio mi pare che abbia avuto una svolta terribile come tetto di ingaggi, di acquisti, di passaggi, cosa ne pensi? Ma guarda, torno a dire, purtroppo è un mestiere, è uno sport, è uno spettacolo che tira, no? Per cui è come se a Robert Redford gli dicessero devi fare questo film, ti do tot, e lui dice no, ne voglio di meno, per cui è una domanda, c'è un'offerta e per cui vige questo fatto. Dopotutto, se vorrei vedere te, se arrivasse un'altra televisione ti offrisse 4 volte tanto perché magari vai bene per quella televisione e dici ma sono cifre assurde. Noi pensiamo sempre che siano cifre assurde, ma mi sembra che il calcio non è l'unico sport dove si guadagni molto. Mi sembra che c'è il basket in America, mi sembra che c'è il baseball in America, mi sembra che ci sia il golf. Se poi andiamo a vedere gli attori hanno la possibilità di ripetere una scena più volte finché non viene bene. La partita è un fatto unico, irripetibile. Se a Battistutta, se a Totti, se a un giocatore gli arriva una palla un secondo, un decimo dopo, un decimo prima, la colpisce male, non è che dice all'arbitro o agli avversari aspettate, rifatemi il cross che io vado a colpire meglio, finché non faccio gol. Cioè, per cui bisogna anche analizzare tutto questo. Ma viene meno la definizione di sport nel calcio? Ma guarda, io in Spagna e in Inghilterra ho ritrovato il gusto dello sport. In Italia ti ho detto proprio perché non è più sport, perché hai troppe cose da mettere a posto dal lunedì alla domenica. In pratica sono soltanto quei 90 minuti o quell'ora e mezza, quelle 2 ore che stai con i tuoi ragazzi durante l'allenamento, perché poi dopo lo sport non c'è più. Dopo c'è la gestione di tutte le altre cose che purtroppo vanno a condizionare, vuoi o non vuoi, la mente dei giocatori, la mente del presidente, la mente dell'allenatore, per cui, e poi tu sai benissimo che l'allenatore è l'unico coccio dentro a basi d'acciaio, no? Per cui come le prime cose, le prime agitazioni, chi paga è sempre l'allenatore, per cui
questo vige in ogni paese, perché se tu vai male in Spagna ti mandano via in Spagna, se tu vai male in Inghilterra ti mandano via in Inghilterra. Però per farti capire, per far capire ai nostri radioascoltatori, telespettatori questo fatto, la prima domanda che mi fecero in Inghilterra, la stampa inglese, fu: ma lei non ha paura di essere venuto in un club dove il presidente ha cambiato 7 allenatori in 10 anni? Io gli ho detto: io vengo da un paese dove 7 allenatori li cambiano in un anno. Dico, che paura posso avere io? È bellissima. Senti, piuttosto questo volevo dire, ma non è che con questa escalation di ingaggi, di passaggi da una società all'altra, non è che venga meno la società di provincia? Ma questo no, perché le linee di demarcazione. C'è una linea di demarcazione. Le vere difficoltà io credo che siano queste. I tifosi vogliono essere tutti alla pari. Capisci? I tifosi del Cagliari vogliono essere uguali a quelli della Juventus, i tifosi del Catanzaro vogliono essere uguali a quelli del Milan, per cui non riescono a capire che la propria realtà è molto diversa da quella di un Agnelli, di un Berlusconi, di un Cragnotti. E allora quando tu stai lì allo stadio e non vinci, ecco che ti arrabbi con il presidente perché non ha fatto gli acquisti, ma i presidenti non è che si possono scannare. Al di là di quei valori economici. Ma certo, cioè ogni presidente nelle piccole squadre deve fare dei sacrifici incredibili, io credo molto più grossi di quelli di grandi squadre, per cui i tifosi alla fine non riescono a capire che magari un club deve per forza di cose riuscire a tirar fuori quei 3, 4, 5 atleti buoni e magari è costretto in un anno a venderli tutti e 3. E allora i tifosi dicono: come, abbiamo costruito e adesso ce li rivediamo? Ah, il presidente pensa a far soldi. No, pensa a far sopravvivere il proprio club. E questo tante volte i tifosi non lo accettano. Io insisto, ti darò una mano, ma il libro bisogna scriverlo. No, lasciami stare. Senti Claudio, concludiamo così. Tu hai degli amici che hai citato anche prima, vogliamo salutarli. Ma certo, adesso dire i nomi degli Orru o di altri mi sembra superfluo. No, vorrei, dato che in Sardegna tutti erano miei amici. La cosa bella è che io ho un po' lo stesso carattere del sardo, molto chiuso, mi apro poco a poco, ma poi quando mi apro resto legato. Credo che di aver lasciato tanti amici. In pratica, quando io girando per il mondo trovo un sardo, trovo un cagliaritano, non so perché, ma a tutte e due ci si illumina gli occhi, e questa è una cosa che mi riempie di piacere, mi fa molto felice. Salutiamoli. Ciao e a presto. È stato bravo, ecco. Non perché è mio figlio, ma è così. Ma quando era piccolo, che tipo era? Che tipo era? Per il pallone è sempre stato addirittura una cosa indescrivibile, guardi. Stava nella Roma, faceva la Berretti, faceva la primavera, veniva a casa e diceva: mamma, io vado a San Sabba, perché lui andava sempre a San Sabba in parrocchia e lui giocava lì a pallacanestro, al calcio. No, allora nemmeno il calcetto era in voga.
Dico, ma come? Ma vieni adesso, hai giocato? Dice, io vado.